Leader di Sinistra Ecologia e Libertà in serata ha partecipato ad una convention di Massimo Zedda, candidato sindaco per il centro-sinistra. L'ho intervistato per noi Nicola Scano. Vediamo. Nichi Vendola, ora tocca a noi per Cagliari, ma più in generale tocca a chi per il centro-sinistra, per il futuro del centro-sinistra in Italia? Ma a chi intende sbaraccare questa specie di circo equestre che ha occupato gli spazi pubblici e li ha resi ricchi di affari privati dei ricchi e dei potenti, che hanno trasformato le istituzioni in una specie di garçonnière per provare a blindare l'intangibilità della loro vita. C'è un paese che sta crepando e c'è un paese che sta ridendo. Serve più programma o serve più politica? Che cosa sta mancando in questa fase in generale al paese e nel particolare al centro-sinistra? Manca la politica è morta. In una società in cui i messaggi sono sempre un po' limacciosi, sono vischiosi, la cultura che viene propagandata è quella dell'egoismo, del disinteresse per le vicende del pianeta o delle persone. Una città come Cagliari si candida ad essere un po' città guida nel territorio e questo è un ruolo che al momento le viene riconosciuto a destra e a sinistra. Cagliari non esiste, esiste a Cagliari. Forse esiste in Sardegna, ma non esiste come grande capitale dell'Euromediterraneo. Ci vorrebbe una città innovativa, una città europea. A Cagliari ci sono 700 tunisini che adesso ricevono il permesso di soggiorno temporaneo. Una città come questa deve avere un'attenzione particolare a questa evoluzione. Bisogna mettere insieme lavoratori nati qua e lavoratori nati altrove e provare finalmente a redistribuire la ricchezza. Cagliari nel ruolo di leader di Sinistra Ecologia e Libertà per sostenere la candidatura del sindaco del capoluogo sardo di Massimo Fantola e le altre candidature come quella di Marzia Testa e Iglesias o quella di Gianni Orgiolas a Monserrato. Sentiamo Stefano Lai. Nichi Vendola a Cagliari non come governatore della Puglia ma come leader del partito Sinistra Ecologia e Libertà, pronto a sostenere il candidato a sindaco Massimo Zedda, che ha vinto le primarie del centro-sinistra nel capoluogo sardo, mandando in tilt la grande macchina delle previsioni che naturalmente puntava su Antonello Cabras e sul suo pedigree da politico di lungo corso. Prima di partecipare alla manifestazione organizzata all'Hotel Mediterraneo proprio per illuminare la campagna elettorale di Massimo Zedda, Nichi Vendola si è fermato all'aeroporto Mameli, dove è stato accolto dal sindaco di Elmas, Walter Piscedda, per poi rispondere alle domande dei giornalisti. In apertura della conferenza stampa un lieve momento di riflessione per non dimenticare Vittorio Arrigoni, l'operatore umanitario ucciso a Gaza. Vendola aveva alla sua destra l'enfant prodige, si fa per dire, Massimo Zedda, e alla sua sinistra Marzia Testa, 33 anni, candidata a sindaco del centro-sinistra, anche lei dopo aver vinto le primarie a Iglesias. Su questi exploit del nuovo che avanza il leader di SEL si è soffermato con entusiasmo. Bisogna essere credibili nel proporre un'alternativa al centrodestra. Io credo che chi è passato per una validazione democratica come le primarie e chi ha una giovane passione, una storia personale che assomiglia a quella dell'acqua dei ruscelli, penso che possa avere una chance e una speranza per la città di Cagliari. Il governatore della Puglia ha poi manifestato il suo dissenso per come il governo nazionale ha affrontato il nodo dei migranti tunisini, sottolineando lo sfratto istituzionale e i danni della protezione civile che avrebbe dovuto e dovrebbe in futuro prendere il testimone del comando della solidarietà ai tanti giovani nordafricani che chiedono il nostro aiuto. Quindi, dopo un grande no al nucleare in Sardegna e altrove, una battuta sulla proposta di governo di decantazione del tandem Pisanu-Veltroni, ritenuta una manifestazione di bon ton, Vendola si è dedicato anima e corpo ai candidati sardi alle elezioni amministrative, in particolare a Massimo Zedda.